Bene, eccoci qua, come al solito. Guarda quanta gente c'è, hai visto? Senti il brusio, la gente che parla. Oggi sai che cosa facciamo? Che facciamo oggi? Vedi tanti ingredienti diversi. Di solito noi sì. puntiamo su un ingrediente e poi Invece no, oggi mari e monti vedo. Mari e monti. Mari, i monti dove monti. sono? Dimmi se c'è un albero di pino, una quercia, dimmelo dove l'hai visto. Mari e patate. Oggi vedi da tutto questo che c'è, Sì? faremo un sauté. Un sauté, ok. Sai cos'è il sauté? Sauté è tipo una zuppetta, cos'è, no? Sauté. Sauté, che cos'è? Guarda, Sauté. sauté. Sauté, quindi una cosa che salta. Brava, tutto quello Giusto? che possiamo saltare in padella. Saltato, dai. Va bene. Sauté. Allora, per com'è fare... sauté? Com'è? Sauté, va bene, ok. Allora, per fare il sauté ci vuole il padellè, che non è il padellè. Prendiamo un padellè per fare intanto il un padellè, allora, dai, diciamo sauté. intanto che tipi di sauté andremo a fare, d'accordo? Sì. Faremo Allora, un sauté tipico di vongole. che è diciamo quello più classico, Però sauté. faremo un sauté di vongole Sì. con il nostro aglio, un poco di olio al prezzemolo, perché ormai noi ci siamo votati all'olio al prezzemolo. Come si fa? Prendi il prezzemolo, lo frulli, ci metti l'olio, si emulsiona, lo frulli, poi prendi un collino e col suo tempo lo lasci Ed è più colare. aromatico, diciamo, no? Più aromatico. Tu sei aromatico. Sì. E allora Ma mettiamo si può questo anche qui fare e sopra, conservare, così. no? E lasciare, diciamo... Certo, ma infatti noi quello lì lo conserviamo, l'abbiamo. ce l'abbiamo da 2 anni e mezzo, Non è vero. quando si studiò di fare questa trasmissione e abbiamo fatto... Allora, dobbiamo prendere le gondole. Sì? Le gondole. Vongole. E le gondole che cosa sono? Le gondole sono quelle di Venezia. Allora sono, quelle nere, allora quelle sono cozze. Madonna, mi sta facendo confondere, ti giuro, oggi proprio... Vabbè, dobbiamo fare dei filetti di pomodoro. Facciamo Giusto. una brunoise di pomodoro, dai. No, stavolta faremo Facciamo filetti, uno zest di pomodoro. no, né zesti né niente. Filetti di pomodoro. Filetti di pomodoro. Il pomodoro è rigorosamente Sporco, ok. Giusto? E andiamo a fare queste fellette così, guarda, così. Sì. Poi togliamo questo. Mi prendi un piattino, un piattino vuoi? Un piattinino? Un piattino lì, sì, Vuoi prendo. un piattinino piccolo? Prendo. Un piattinino, tieni. Prendiamo Allora. così. Poi facciamo Ah, così. fai quella cosa che praticamente Tagliamo tieni tutto. solo la polpa, giusto? Brava. Qua, vedi? Solo la polpa. Facciamo questo così. Bella questa cosa, sai? Abbassiamo un attimo la fiamma qua. Facciamo quest'altro così, quest'altro così. Ecco qua. Mi raccomando, Desi, quello Sì. che facciamo. Cosa, questo? Questo così, no? Lo buttiamo? No, Cosa, questo? No, non lo buttiamo. questo. Questo? Ah, no, ci serve questo o questo? No, Io non l'ho capito, scusami. Ci serve questo a noi? no, ci serve questo, Ah, ma ci dico serve questo, che cosa facciamo? Questo non lo facciamo la salsa, non Bravo, lo buttiamo. non lo buttiamo, possiamo mettere nella carne. Mettiamo dove nella vogliamo. carne, E qualsiasi andiamo cosa. a togliere la pelle del pomodoro. Vedi, Ah, abbiamo lo vedi? sfilettatore e l'abbiamo tolta, vedi? Questa qui tu non hai l'idea, si può fare in 1000 modi, si può essiccare e fare... Pomodori lo metti secchi? al forno, No. lo metti al forno a 100 gradi, lo lasci seccare, lo frulli e hai fatto un polvere di pomodoro Niente. che aromatizza in una maniera Pensate, incredibile. veramente. Cioè, Secondo proprio me niente tu non si ci butta, credi, eh? No. praticamente, giusto? Vedi? Quindi questo tu mi vuoi dire che è messa al forno a quanto? 100 gradi 100 per un bel po' di gradi, tempo. si secca tutto, si mette nel frullatore e si fa hai la fatto polvere, una polvere di pomodoro E che che facciamo con qui la la polvere metti dove vuoi. di pomodoro? Ti aromatizza il cibo, una carne, un pesce. Pazzesco, va bene. Allora, Va bene, ecco, dai, aspetta, stiamo finendo. quindi a rifacciamo noi tutto. ci serve, diciamo, la polpa Ci vuoi del provare? pomodoro. Dai, sì, ci voglio provare, sono pronta. Oh, ragazzi, Dai. abbiamo filetti di pomodoro con polpastrelli. No, non è vero, dai. Dai, no, invece Tanto è incoraggiami rosso, tu. perciò se si taglia è rosso. Incoraggiami invece, Dai. no, scusami. Allora, no, Dai. le dita- no, guarda, te lo faccio vedere, guarda. Metti questo, lo appiattisci, vedi? Ah, lo premi, lo Metti premi. così Va e bene, fai ho camminare capito. il coltello da solo. L'ho capito. Visto? Basta, l'ho capito. Questo mi meraviglia un poco, però va bene. Come sei spiritoso, veramente. Camera centrale, ti pare che ti ho abbandonato? Sei sempre nel mio cuore. Allora, guarda che seguimi, bravo. seguimi. Sì. Se lo pesta troppo fa la salsa. Ok, non deve camminare la mano, il coltello da solo, spingi. Il coltello non spingi, cammina da solo. cammina.
Non mettere le dita davanti, non mettere le dita davanti. Come le metto di dietro, scusa? Certo, non si va verso la lampada. Guarda che l'hai fatto. Ragazzi, ragazzi, guardate, guardate. Sta diventando colossale. Camera sua è diventata una Camera cosa che non si sua, può ragazzi, più ma come tenere, devo guarda. fare camera sua? Lo Fammi sai fare che non diamo quest'altro. confidenza? A chi? Alla camera dall'alto. Alla camera Perché non diamo dall'alto, ma confidenza? perché quella è... Perché ci viene a cervicare. Ma no, perché quella è più per gli ingredienti, capito? Ah, Lei, certo. lei è lei che non dà confidenza a Ah, è noi. lei che non dà confidenza. Allora, fammi forse. fare quest'altro, un attimo. Vai. Tu, ricapita, facciamo al contrario. Registro, lo dico a te, camera centrale. Dai. Lo dici al registro se mette una musica di suspense. Registro, vai. metti una musica Dai, di suspense. dai. Dario Argento, così, coltello, cose. Sì, Dario Facciamo- Argento, a 400 euro al chilo. Dai. Aspetta un attimo, non mi fare emozionare. Non dito. No, no, dai, ti Dito, prego. dito. Allora, rosso pomodoro. Rosso pomodoro, vai, vai. Signori, ce l'ho fatta di nuovo. Scioccante, Guardate, ragazzi, guardate. basta. Ecco qua, e l'abbiamo fatto. Questo Guarda, lo togliamo. veramente. Questo Allora. lo togliamo. Quindi, suatè Togliamo. di... Come? Suatè. Sua me, sua Sua- te, sua Sauté, sauté, senza... Sauté. Vabbè, Mi senza. dai dell'aglio per favore? Ti do dell'aglio. Allora, quindi, per fare il sauté di vongole, Ci vuole giusto? aglio, olio. Al momento la prima Prezzemolo. cosa che abbiamo fatto questa operazione con i pomodori. Sì. E vi abbiamo dato anche un consiglio non da poco, quello della polvere di pomodoro. Bravo. Che oggi si sente spesso questa cosa della polvere di quello, polvere di quell'altro, è vero o no? Sì, sì, figurati, fanno pure la polvere di stelle. È di moda, polvere di... cioè se Stelle, avete, non lo levano so... la pelle dalle stelle e fanno la polvere. Ma che dici? Si è spolverata a casa, non lo so, la dammi. polvere si butta? Sentite come ha gridato? Guarda. È l'aglio che si fa male. Mettiamo qua. Cretino. E andiamo a Vabbè, fare. allora, dai, sauté, questa me la scrivo nell'agenda quella mia. Abbiamo messo questo di qua. Sauté, me la Ora, gioco. appena frigiolia. Appena frigiolia, metteremo quelli... Mettiamo le no, gondole. no, metteremo le che le vongole. andiamo a scolare. Per cui prendiamo le gondole. Senti, ma quelle le Prendiamo messe a questo. mollo con quella cosa con acqua e sale per fare buttare? No, solo acqua, già erano spurgate da prima, tanto Solo queste acqua, sono pure solo aperte. Ok? Ci siamo? Ci siamo, Via. ci siamo. E Friggimento. le mettiamo qua. E le facciamo saltare così. E le facciamo saltare. Ok, io le chiuderei pure un pochino. Dai, metti un Mettiamo un coperchio, quello, guarda, metti qua, questo. questo, Ce l'hai, questo va così, anche se bene. mi fa un pochino da stufa. Va bene. Appena sentiamo che c'è un grafessato pratico, che è l'olio che tu trai, Quello? tipo ragazza, va bene? Cosa? Te lo ripeto. Vai. Quando l'olio è di pratica, te lo trassi. Quindi quando inizia la friggitura di parla tutte le queste lingue, cozze, bravo. Cozze. Ragazzi, le cozze, le hanno chiamate cozze. Camera centrale. vabbè, ma si capisce cosa stiamo arrivati. facendo, no? Siamo Le arrivati vongole, dove vongole, dovevamo cozze, arrivare. sempre mare. Andiamo a mettere questi Allora, filettini di pomodoro. Mettiamo questi filettini di pomodoro. Così. 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 Cioè, filettini di pomodoro, perché poi le cose vengono in un certo Giù. modo? Perché non è che mettiamo i pezzi di pomodoro così, abbiamo fatto giusto come faremo noi, pomodoro. No, E vai alla c'è via lo così, sfilettamento del pomodoro, c'è il discorso della polvere di pomodoro, tutta una guarda. E cosa ora ti faccio vedere un'altra particolare. cosa. Ti faccio vedere un'altra Dai, cosa. fammi vedere. Abbiamo fatto La saponetta. del burro al prezzemolo. Burro e prezzemolo. Burro al prezzemolo, che lei lo chiama la saponetta. Ce la passava? Senti, ma aspetta, Dimmi. no, una cosa veloce, perché Sì. il burro tu per farlo così lo fai sciogliere, poi lo fai Lo faccio prima, questo è il burro chiarificato. chiarificato. È chiaro? Certo, chiaro, lo chiarifico, gli metto l'infusione di prezzemolo, Oggi che lo non faccio va. a caldo sul burro e lo metto là, capito? L'infusione di Mi dai? prezzemolo che fai? Allora, ho chiarificato il burro, poi metto il prezzemolo nel burro, poi filtro il burro, gli faccio questa base perché mi piace questa base come la chiami tu a saponetta e questo è il burro. E lo al metti nel prezzemolo. frigo e si fa, Bravo, si si solidifica. si fa. Allora, quindi, Quindi questo il piatto burro ti al sembra scherzo, è prezzemolo... quasi pronto, lo sai. Dai, non è vero, veramente? Veramente, sì. Ora, possiamo anche aromatizzare se ti piace di più in un modo. Dai, che C'è chi ci mettiamo? mette l'origano, io non ci metto niente. Tu non ci in metti tutto questo. niente, allora noi seguiamo Ma il gli tuo metto consiglio, non questo mettiamo niente. pezzettino di burro al prezzemolo, così, e lo lascio andare.
E lo lasci andare. Però che cosa faccio? Il tempo che squaglia il burro, Sì? io non te lo metto, non te lo impiatto, perché prima di impiattarlo No. gli diamo un'altra saltata. Certo, capito? perché se in sono modo che sotè- il burro si amalgama, Si amalgama. si amalgama e così viene, capito? Guarda. Io veramente che Allora, a quindi- casa lo senti. Si può aprire un po' con una camera. Per fare cosa? Per il uscire il profumo? Profumo, guarda, ve lo dico io, Apriamo pazzesco. una camera, esce il profumo. No, non c'è bisogno. Apriamo la camera, esce il profumo. Ma guarda che i colori, i rumori riescono secondo me a trasmettere a casa anche quello. certo, in i qualche colori, i modo. rumori, i motori, Che c'entra i motori? fa rima con ori. Vabbè. Guarda, Allora, sotè sotè, o somè? o sotè, o somè, come ti pare a te. Sotè. Lui è pronto, già io me ne vado. Ma quindi Me ne sotè vado. di vongole si mette il burro, quindi No, praticamente. è una cosa che sto facendo io, Ah. c'è chi lo mette e c'è chi non lo mette, è molto francese. Però sai, i francesi il burro lo usano tantissimo. Non usano quasi l'olio di semi, ma il burro. Diciamo, sicuramente viene più usano saporito, tantissimo. dà quel quid in più il burro, certo, no? i quid sempre ci sono. i Ok, quid. allora. Ora passiamo a fare Quindi, quello quindi che dobbiamo fare è pronto, quello? pronto, poi lo andremo a impiattare così il burro, sai che cosa fa? Si insinua, si spornina, Aspettate per vedere il sauté di vongole. Perfetto. E poi Poi andiamo a fare un sauté con il pollo. un sauté con il pollo. Questa è una cosa che mi è venuta così, che non so se la devo fare, però prima facciamo i nostri cardoncelli. Quindi questa è una ricetta, Andiamo a lavorare i cardoncelli prima. diciamo, Va bene? tua? Lo vuoi dire? No. No. Ni no. Allora, me ne dai un attimo i cardoncelli? Mi dai questo, mi dai questo, mi dai questo, mi dai questo. Questi mi sono dai dei quello funghi un po' stagionali? Eh? Funghi stagionali? Ma stagionalità nei funghi solo i porcini, ci sono gli altri, sono tutti d'allevamento. Si trovano sempre questi? Lo sai che puoi comprare su internet le balle, te lo metti a casa e escono i funghi. Ma veramente? Sì, sì. Questi li andiamo a tagliare così, guarda. Così. Quindi facciamo una brunoise di funghi. Cioè, ragazzi, ci vuole una certa capacità, no? Che c'è? Mi sento bruciato. Niente. Che c'è? No, Giusto? Mi commuovo, Esiste guarda. brunoise Sì. di funghi? Mi commuovo. Raga, però la brunoise, guarda, cioè, devono essere commuovi. tutti uguali. tra di- Certo, tu me lo insegni, Certo. no? Che si deve dire? Tu me lo insegni. Ecco qua. E ora andiamo a fare, sai che cosa? Cosa? Iniziamo con il sauté solo di funghi, guarda. Sì. E poi andremo a incorporare Cioè, ma scusami, quindi Il per pollo. sauté si intende tutto ciò che è tutto saltato ciò che è in padella? saltato in padella, o anche saltato a ostacoli. Quando tu vedi un atleta che salta a ostacoli, quello è un sauté. Quello è un sauté, E capito? quello ti dice, vabbè, no, dai. Sauté, somè. Ok. Abbiamo tagliuzzato i nostri funghi. Ok. Che questo qui, signori miei, questa ricetta la dovete fare, perché specialmente Dai, fatela, perché il viene pollo- buona, fatela. Il pollo è una cosa pollifera, buona. Fatela, ascoltatelo, perché veramente, devo dire Poi che dà in tutta onestà soddisfazioni. devo dire che noi usiamo un pollo di altissima qualità, su questo non ci certo. devo, no, lo dico sinceramente perché è veramente un pollo ottimo. È vero? Quello che E usiamo tu non noi. dispensi mai complimenti No, gratuiti, devo dire. questo è un pollo ottimo. E Un pollo abbiamo buono. messo Allora. questo sauté. Ora dobbiamo tagliarci un pezzetto di petto di pollo. Un pezzetto di pollo, Perché il sauté lo andiamo a fare noi con il pollo. Va certo. bene? Tagliamo il petto, così, prendiamo questa parte centrale, Sì. così. Meno male che gli hanno tolto il reggiseno, perché ci sono tutti i petti di pollo sono senza reggiseno. Che vi devo dire, ragazzi? E che vuoi dire? Che vuoi dire? Dillo quello che vuoi Ogni dire. tanto se ne esce. E facciamo dei tocchettini proprio, capito? Facciamo anche una brunoise di pollo. E sarà mai tutte cose brunoise su picciotti. No? Brunoise. Questa doveva va Cosa? brunoise. Questo è il taglio brunoise, Il taglio vero? Tu l'hai detto. brunoise, sì, I sì, sì. tubettini tutti uguali. Sì, tubettini. I cubettini.
Brunoise. Tutti uguali? Tutto è brunoise. Dai, brunoise, ma è Tutto è brunoise. Bruno As. Ecco qua, vedi? Siamo Allora. tagliati. Abbiamo fatto questa. Cubettini cos'è? di pollo, Questi quindi. qua. Senti, ma Esatto. quelli quindi così senza niente? Senza niente, me li faccio così perché poi ti faccio vedere cosa succede. Dai. Questo lo mettiamo qui. Quello lo mettiamo Mi porgi lì. quella bulla, me Questa la dai bulla. la bulla, me la dai la bulla. Certo. E la mettiamo E qui. questi li conserviamo. E questi li conserviamo. Quindi abbiamo fatto proprio una saltatina. Una saltatina. Com'è? Vediamo com'è. Com'è la Appena saltatina? appena, è così saltatina. Vediamo com'è. Poco. Giusto? Abbiamo una saltatina ai funghi. Ai funghi. L'abbiamo data. Poi? A questo punto, siccome il pollo è in siandio, quando tu dici pollo, cosa dici come abbinamento? Gallina. Che ne so. Come si può dire una cosa del genere? Scusatemi. Cosa? Andiamo in consigli per i consigli e io spiego che cosa si fa, accompagna al pollo, cosa si può accompagna mettere il insieme al pollo, pollo, ragazzi? gallina. Che ne so? E che dobbiamo fare? Il pollo e la gallina. Stiamo marito e arrivando, moglie. consigli per i consigli. No? Quasi. E siamo di nuovo qua. Tornati? Hai visto? Siamo Allora, tornati. siamo tornati, quindi che facevamo? Stavamo facendo il sauté. E che tu hai Sauté. fatto il saltarello? Mi fai vedere com'è? Fai vedere com'è? Così. Fai vedere com'è? Saltino. E adesso stiamo facendo il sauté di pollo. Sauté Mi di porgi un pollo. po' di olio, Bene, quindi Poco. tocchetti di pollo, un po' di olio. così. Abbiamo prima fatto i funghi cardoncelli. Cardoncelli li abbiamo appena saltati. E ora appena stiamo saltati. saltando il pollo per andare poi a fare il sauté. Sauté, ok. Conosci questo? Questo è il coso, come si chiama? Franco. Il, il porro. Porro Volvo, si chiama Volvo. Il porro. Il porro. Il Il porro porro. è una cipolla, fa parte della famiglia delle cipolle, però ha un sapore un po' più nobile. Ah, un cipollotto. Capito? Bravo. Tipo, Ecco no? qua. Ma più o meno. Più o Come meno. vedi sto mettendo la parte verde Ok. e non quella bianca, perché è un poco più coreana. Ma senti, il Senti porro, profumo, senti il porro, senti, Senti il profumo. cioè, ha tipo la funzione della cipolla, secondo te? Però è una cipolla nobile. E quindi... E quindi È più seravata. più particolare? Sì, si fa in parte gusto? delle cipolle lunghe, quelle lunghe, però. E andiamo Vabbè. a mettere questo, Allora, vedi, quindi, così. pollo, Così. un filo d'olio e un po' di porro. Sì, così. E mi dai anche, ci sono degli aromi per arrosto. Eccoli. Degli aromi per Aromi arrosto. per arrosto. E andiamo a sono saltare. queste. Li metto un po'? Metto? Sì, non molte. Basta. Basta così? Sì. Va bene, questi sono quelli così aromi che si trovano un po' Ecco qua. dappertutto. Adesso facciamo sì che questi porri si scompongano, vedi? E vanno a dare un sapore che neanche tu ti immagini. Bene, e non mi immagino. Come vedi, queste ricette, tutto sommato, sono ricette semplicissime. Facile, Niente di facile. particolare, facile facile. Ed è a questo punto che il porro ci ha dato il suo sapore, Ok, che facciamo così. cosa facciamo? Aspettiamo Patata, le già bollita Sì, precedentemente. sì, precedentemente bollita. Che la mettiamo in ultimo, però hai visto come l'ho tagliata? Come? A mezzelune. A mezzalune. Prima taglio a metà e poi a mezzelune. A mezzalune, sentito a mezzalune? A mezzaluna, va Brava. bene. Andiamo a salare un attimino, così. Ok, Abbiamo salato, sì. facciamo così, Ecco qua. qua. E a questo punto, E a questo ed è solo punto? ed esclusivamente a questo punto che andiamo ad aggiungere I cardoncelli. i cardoncelli. Cardoncelli che sono belli, che sono belli. Dai, è una ricetta bella questa. A questo pure punto tipo mettiamo le rustica, patate. A questo punto mettiamo le mezzelune. Le mezzalune di patate, patate. dai, anche te, dammi aiuto. Anche te, lasciala un po' così, un po' così. Le facciamo prendere un pochettino così. Nel Vedi? frattempo suoettiamo. Eh? Suoettiamo. Tu scusa. No, dai, vieni qua. No, devi gridare. Vabbè. E cantami Dai, la canzone. Ti prego, vieni. Cantami la canzone. Che canzone devo cantare? Torna, sta a casa aspetta a te. Totino del mio cuore. Ah, ora lo sta dicendo. Quando mia madre mi diceva guarda che questa vuole essere, capito mamma? Dai, suota. Suata. Ok, allora, Ok.
Quindi a questo punto a questo mi dai l'olio di punto, prezzemolo e un cucchiaio. l'olio di prezzemolo e un cucchiaio. E Ci un sono. cucchiaio, mi dai, Tieni. ti do, che mi dai, Ecco. Dai guarda, un po' di olio di prezzemolo, messo così. e ancora non abbiamo finito perché questo lo andremo a saltare ancora Un un po', un costoletto altro po'. così. Ecco qua. Appena lui Quindi- sfrigolia di nuovo, noi È partiamo. pronto. Senti, E lo quindi... togliamo, lo mettiamo da canto, perché dobbiamo uscire tutti e tre piatti insieme. Ah, praticamente li fai tutti e tre Insieme, gli sì. piatti insieme. Tutti e tre piatti Senti, insieme. semplicissimo, devo dire anche questo. Quindi potete anche voi a casa farlo. Vi ricordo Semplice, le ricette dove le trovate, ricordiamolo. Ah, ecco, le ricette le trovate su Sicilia Play, però lei non c'è, No, per ci cui ci sono potete io. andare Sono io che cucino su Sicilia tranquillamente. Play, Ah, non tu c'è lui. cucini. Andate per vedere se è vero. Canale YouTube, Sicilia Play, Desiree, c'è chi la vuole cotta. Che c'è? Che c'è? Cosa? Dillo che è così. Cucino io. Ma che cucini tu? Che No, cucini? tu che dici cucino io. Io cucino. Senti. Allora, profumo di porro, giusto? Anche, certo. Pazzesco. E ora lo posiamo. E lo posiamo, quindi lui è Posiamo anche pronto. questo. Terzo sauté. Poi andiamo, terzo sauté. Sauté. Terzo sauté, prendiamo un'altra padellè. Prendiamo questa padellè troppo grande e prendiamo questa padellè. Questa Ok. padella, ok. E la mettiamo qua e facciamo partire. E facciamo Questo è un partire. sauté di verdure, come infatti abbiamo Ah. fatto mare, terra col pollo e il Terra. sauté di verdure. Questi sono broccoletti che noi andremo a tagliare così, guarda, così, A fettine praticamente. così, così. Useremo solo le fettine, ma tu dici, ma Sant'Iddio, ma possibile Totino che le altre cose le conserviamo e ce le usiamo per fare brodi, per fare minestroni? E allora, e tagliamo così, vedi? E tagliamo a fettine. Dobbiamo fare proprio delle fettine. Queste Vuoi qua una le metto mano? qua. No. Sì, se sei capace, Vuoi? sì, dai. Ma se sono Vai, capace, vai. ma logico che sì. Logico che è capace, capito? Io intanto li comincio a mettere Fate qua, delle guarda. fette così, Sì. giusto? Sì. Sì. Allora, sono lavorazioni semplici, però aspetta, questa va bene, quel pezzetto va bene. Questa non mi è venuta. Questo lo dividiamo così e lo mettiamo qua. Che Questo, ti ricorda questi due questa li vuoi? ricetta? Questa mi ricorda quello che ho I fatto, rucola che ti ho chiamato io, assassonati. Ma quella va bene. Quella va bene. Quella là col parmigiano, quella là, ti sì. ricordi? Quella buona croccante. Gli smashed broccoli. Quelli. A proposito di smashed broccoli, sai che cosa voglio fare? Che Un vuoi giorno fare? lo smashed hamburger, che per ora va di moda. Dai. Sì, va mi bene. devo comprare l'attrezzo per lo smash e lo facciamo. Questi Ecco. li vuoi? Aspetta, Basta? qui Basta. Togliamo Allora, tutto questo, raccogliamo, raccogliamo tutto, questo, conserviamo tutto. Vai. così. Quindi broccoli, no, non sono broccoli, è cavolfiore. Però avete ragione, una signora mi ha rimproverato perché io li chiamo broccoli, ma a Palermo questi A sono i Palermo broccoli. broccoli, quindi Sono i broccoli broccoli che per ci i possiamo palermitani, per noi Cavolfiore catalesi. per il resto d'Italia. Cavolfiore, cavolfiori per il resto d'Italia, Per il quindi resto cavolfiori. d'Italia. Assolutamente. La pizza, Quindi, la pizza, messi così in padella senza nulla, perché si devono tipo... Sì, ora ti faccio vedere Si devono perché. tipo abbrustolire, giusto Brava, un po'? brava, dammi la pinza, me l'hai data la pinza. Me l'hai data la pinza, Ce Desiree? l'hai in mano la Ce l'ho pinza, in mano. dai. E allora, guarda che facciamo. Allora, Questo che facciamo? lo mettiamo qua, guarda. Visto che ho fatto, li ho messi qua. Sì. Prendo la carotide, Che è già bollita questa? sì, è com'è? prebollita. Guarda che taglio che faccio. Fai una zesta di carota? No, Fai... cos'è? Una brunoise di carota? Neanche. No, una Neanche. verticale di carota? verticale è bello, la verticale. No. Francese verticale. Sì, sì, il taglio francese verticale è famosissimo, ne Verticale. parlano tutti. Allora, vabbè. E allora quindi- mettiamo questo qui. Poi un po' di porro ce lo mettiamo dalla parte bianca. Questo lo togliamo che è il trunzo. E andiamo a mettere un pochino di porro nel nostro sauté di verdura.
E il porro lo stiamo mettendo così. Sì. Mi dai la patata, la bucci, va bene, l'hai presa tu, la buccio. La buccio, io faccio questo, guarda, faccio questo a pezzetti. Hai visto? Questo così, intanto lui sta andando e a questo punto che dobbiamo mettere l'olio. L'olio. L'olio poco, però così, ci serve così. Allora, pronta la patata. Pronta la patata? Anche questa bollita? Sì, prebollita, un po' più... Un po' più duretta. Esatto. Anche la carota era così, giusto? Sì. Prebolliti. Allora, quindi, che abbiamo fatto? Abbiamo tagliato il cavolfiore a fettine, lo abbiamo messo praticamente ad arrostire Sì. in una padella senza niente, ad Sì. abbrustolire come se fosse ai E ferri. ora abbiamo fatto questo lavoro qua. Saltato in padella con un filo d'olio, delle patate Esattamente. prebollite, Andiamo a salare. porro e della carota prebollita. Brava. Andiamo a salare. ecco il nostro Allora, sauté noi le abbiamo quasi prebollite pronto. per questione di tempo, ma potete metterle crude e con la pazienza le fate E lasciarle andare. coquinare. Ma si cuociono così, senza, sì, diciamo... sì, certo, Sì? con Ok. la pazienza sempre. Con la pazienza. Adesso il nostro magico olio Olio di di prezzemolo. prezzemolo. E vado a fare questo. A impiattare. Chiaramente questo è un sauté che passerà per un secondo, per un Un antipasto. contorno. Un contorno. Un contorno, quello che perché volete voi. no? Per i vegetariani vegani potrebbe anche essere un secondo. Potrebbe essere un secondo, no? Un secondo, certo, sì. Ecco qua. E questo è il primo piatto che esce. E questo è il primo piatto, Mettilo- sauté di verdure. Brava. Andiamo a questo. Poi Via con questo. Mettiamo pollo. così. Brava. sauté di pollo. Prendiamo il burro. Ok. Qui deve partire un attimino. Mettiamo una piccola Quantità nocellina di burro, è caduto. di burretto. Così. E finiamo la cottura. Ecco qui. Allora, guarda che bel colore brillante che ha un'altra preso. saltatina, sì. Visto che bel colore brillante che Ho ha preso, visto. mettiamo il tutto così, in modo che l'impiattamento ci viene facilitato. Guarda, Bello così, tutto compatto. guarda. E abbiamo fatto un altro sauté di pollo, Sauté. patate, porri e funghi. E funghi. Questo è un altro. Lo posso posizionare questo? metti là. Posso? E rimane l'ultimo, Guarda, ragazzi. veramente meraviglioso. Ecco fatto. Questo, allora. La cucina è bella per questo, perché tu puoi fare Bello, anche bello, con colorato, ingredienti semplici veramente. così. Tu pensa a una cena, quello è il piatto principale, è giusto? The first dish, quello può essere un Il contorno, e questo è un contorno. antipasto. E quello è un antipasto. Capito? Senti lo sfrigolio? Voglio sentire un po' più uno sfrigoleggiamento che sfrigolia. Bella una fiamma. Bella, bella, lo voglio sentire. Guarda, guarda. C'è? Sciulba. C'è? Sciulba. Cosa dice? Sciulba. La vongola che dice? Sciulba. La vongola sta dicendo chi cavolo. Pazzesco! Ah! Così, Sì, sì, sì. vabbè. Ah, queste vongole. Ecco qua. Allora, pronti? Finito? Manca una cosa, Cosa sister. manca? Manca il tuo tocco magico. Ah, il mio tocco magico, cos'è? Qual Un è? filo d'olio, mettiamo? No, E che ancora cos'è? ora non ce lo vuoi mettere. Il mio tocco Il magico. tuo tocco magico che te lo chiedo spesso. Ah, un po' di pepe. Eh sì, anche Ok. più di un po'. Cioè, il mio tocco Vai. magico, che è tutta un'altra ricetta Vai, poi. vai. Con quello, vedi? Cioè, Vedi. Dai, dai, cafolla, cafolla. in tutti i piatti? No, Ho messo? no, qua. Va Questo bene così. sauté. Signori, togliamo Allora. queste cose qui, le mettiamo qui. Vabbè. Possiamo passare All'assaggio. all'assaggio, guarda. Dove vuoi iniziare? E tu lo sai quando il generale Custer, tu lo sai che era il generale Custer, Certo. no? Quando assaggiava cosa diceva? Che diceva? All'assaggio! Vabbè, all'assaggio. Lui diceva all'assaggio, all'assaggio. Vabbè, dico. Vabbè, niente, possiamo cominciare. Da La battuta dove? era bella. Secondo te?
Da dove cominceresti? Da quello, Dall'antipasto, certo. dall'antipasto. Vai così. Vuoi un piattino? Perché bisogna andare. Guarda, io ti faccio i miei complimenti. Esatto, grazie, grazie. Dico veramente, Grazie, guarda. grazie. Cioè, pazzesco. Ogni giorno mi stupisci sempre di più. Bene, bene. Cioè, crescono le aspettative dei nostri Crescono, telespettatori. Dai tuoi Lo puoi confronti. mangiare? Ecco così. Capito? Com'è? E ogni giorno dicono, ma oggi che prepara? Esatto. Oggi che E non te l'aspetti, che prepara? Cioè, su a te oggi. hai visto? Hai visto? Tu dici che le camere non si chiamano. Quella camera ti stava chiamando, la camera tua, perché tu stavi parlando con la camera mia e ti ha rimproverato. Ora che dici? Ora che dici? Sono io, camera centrale. Ma che c'entra? Ma Ci ha è battuto regista che la mi ha faccia in quello chiamato, che ma dice che a me. dici? Va bene, cambiamo. Bravo. Ora andiamo a mangiare questo, il pollo, il sauté di pollo. Mi prendi il pollo, il pollo, porri, capito? mi devi prendere il funghetto, mi devi prendere non solo il Cioè, pollo. ma chi lo dice? Chi se l'aspettava oggi questa puntata di sauté? Di sauté, perché? Dico, chi se l'aspettava? Cioè, Com'è? eh, È più sauté o più per me? no, è più su me. Insomma, Cioè, guarda, buono. questo è veramente, questa è... Guarda. C'è tutto qua, porco, Ci manca la funghi. patata, aspetta, guarda. Ecco. Quando la sciccheria è sciccheria. Com'è? Buono. Cioè, Andiamo al sauté di verdure, sauté di verdure. veramente, guarda. Andiamo al sauté di verdure. Io ti consiglierei un pezzettino di broccolo. Allora, fai così. Prima un pezzetto di carota, guarda, te lo posso impiattare io? Vai. Sì. Allora, la carota che è morbida, la patata che è morbida, Quello che è croccante. il broccolo che è croccante e un pezzetto di Un porro. pezzetto di porro, guarda. Fai così. Non me l'aspettavo È questo. vero? Non me l'aspettavo, Non se guarda. l'aspettava, guarda. Ha ragione tua madre, Ti meriteresti saluto. rispetto. Ora lo sai dire ora che siamo sposati, l'ha detto, l'ha dichiarato. Signori, scrivetelo negli annali. Vi saluto. Buono. Ciao. Sauté, Buono, lo so che sono buono. buono, il sauté, Buono. che c'entri tu? Buono. Fatelo a casa, è buono. Il sauté di vongole, 1 chilo di vongole, uno spicchio d'aglio, un mazzetto di prezzemolo, un cucchiaio di burro al prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Sauté di pollo, una coscia di pollo disossata tagliata a cubetti, uno spicchio d'aglio, 2 funghi cardorcello, una patata, mezzo porro, aromi per arrosto quanto basta, prezzemolo quanto basta, burro al prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Sauté di verdure, 2 patate, una carota, un porro piccolo, 4 ciuffi di cavolfiore bianco, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta.